Allora, intanto buongiorno da padrona di casa in questo caso. Io sono l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione, al lavoro della Regione del Veneto. Oggi, come Regione del Veneto, insieme alla rete nazionale degli ITS, qui accanto a me avete il presidente Guido Torrielli, vi diamo il benvenuto in questa seconda giornata di Job e Orienta. Vi diciamo che sarà una giornata e una mattinata particolare. Davanti a me ho tanta parte di coloro che hanno creduto nel tempo, in questo tempo così di cambiamenti, ai percorsi di ITS delle nostre Academy. Per non dimenticare nessuno, però, io voglio salutare i colleghi assessori regionali che sono qui presenti. E abbiamo Sebastiano Leo dalla Puglia, Melania Rizzoli dalla Lombardia, dovrebbe esserci anche la collega della Campania Filippelli, ma non la vedo ancora in aula. E sono quelli che sono presenti con noi e che hanno tanto creduto col sistema regionale. Io però mi fermo qui, perché questa è una giornata che, adesso lascio la parola a Guido, che ha nel suo protagonismo voi ragazzi. Insieme alle regioni però io ringrazio l'industria italiana che ha creduto tanto ai percorsi di ITS. Dico industria e non dico solo un'associazione datoriale che pure è stata molto presente, cioè Confindustria, ma dico industria perché il manifatturiero è stato il protagonista della scelta di fare questi percorsi di alta formazione tecnica superiore. Guido, a te la spiegazione del perché abbiamo voluto questa giornata così. Grazie a tutti, grazie a Elena. L'anno scorso non avrei mai pensato che saremmo riusciti ad avere questa vetrina come associazione, ma devo dire che il lavoro degli ITS in questo anno è stato un lavoro intenso, un lavoro che era già iniziato 12 anni fa, grazie alla volontà e anche alla costanza di molti di coloro che sono qui, particolarmente le regioni, il Ministero, che sarà rappresentato tra non molto dal Ministro, per cui era prevista la sua presenza alle 12:30, quindi molti arriveranno dopo, ma non perché c'è una sudditanza del Ministro, ma sicuramente perché molti sarebbero venuti a ascoltare anche lui, ma lo sentiranno prima perché arriverà, se non sbaglio, alle 10:45. Ringrazio molto tutta l'industria italiana dalla quale io provengo, avendo fatto circa 37 anni, qui lo dico, questa volta non lo posso negare, di Confindustria, ma io sono diventato il presidente di tutti, non solo degli ITS confindustriali o degli ITS che rappresentano le singole realtà. Un ringraziamento particolare a Indire e particolarmente alla sua presidente, a tutti coloro che sono qui presenti, compreso il primo ricercatore, Antonella Zuccaro, che tanto ha dato agli ITS, e se devo dire la verità, se oggi noi abbiamo un PNR ricco, lo devo dire, è anche merito soprattutto di Antonella. Ringrazio tutti coloro del Ministero, da Versari a Lombardo, alla Zancan e a tutti coloro che non sono qui presenti, ma capo di gabinetto e altri, perché stanno credendo nel nostro ITS. Il Ministro ce lo dimostrerà, immagino. Oggi noi però non volevamo assolutamente tediare i ragazzi che sono qui, che io avrei chiamato, avrei fatto un po' di casino. Scusa, si può dire? È limitato, però io sono fatto così e quindi lo dico. Perché quest'oggi, io e Elena, d'accordo, abbiamo voluto che questa manifestazione fosse dei ragazzi, perché gli ITS siete voi che domani vi iscriverete e quelli che stanno per salire sul palco. Io invito il nostro Francesco a salire perché è colui che seguirà da buon DJ, che poi spiega lui cos'è il DJ. E i primi 6-7 ragazzi che sono anche in questo momento sono coloro che stanno frequentando gli ITS. Ci saranno degli intervalli, a seguire ci saranno quelli che
hanno terminato e sentirete delle storie che fanno veramente rabbrividire. Gli ITS sono un qualcosa che va evangelizzato. Stamattina venendo in qua con il taxista gli ho chiesto: lei sa cos'è l'ITS? Mi ha detto no. Poi alla fine si è messo a parlare dei vetri spaziali e io sono rimasto, anche se sono un ingegnere, sono rimasto un po' spiazzato. Quindi se noi facciamo come Socrate, con la maieutica, e tutti insieme andiamo su un taxi, al bar, al ristorante e evangelizziamo tutti, più o meno non facciamo come quando andiamo in chiesa che i preti ci dicono quelli là fuori non vengono. E io come faccio a cambiare? Quelli là fuori, che siete voi, dovete venire qua dentro. Io ci credo, ho un solo grosso problema, che non mi riesco più a iscrivere a un ITS. Quindi ragazzi, mi raccomando, ascoltate con grande interesse quello che questi ragazzi vi diranno, insieme a Francesco che farà il moderatore un po' brillante. Io ci ho sempre tenuto a che queste cose siano movimentate, non voglio discorsi li faremo nelle sedi opportune. Con Elena abbiamo deciso questo e penso che siate tutti d'accordo voi che questo sia il modo per trasmettere gli ITS. Io ho finito, noi ci ritiriamo, saremo proprio veramente, entreremo a punta di piede, a punta di fioretto qua sopra. Quando arriverà il ministro lo ascolteremo perché tutti noi vogliamo sentire che dica viva gli ITS. Grazie. Grazie. Grazie Guido. Bravo Guido. Vedetevi. Ciao ragazzi. E ciao ragazze. Allora, oggi proviamo un po' a capire cosa sono gli ITS, a cosa servono, com'è la giornata tipo e magari possibilmente a darvi qualche strumento per capire cosa fare nella vita. Quanti di voi sanno già cosa fare nella vita di lavoro? Alzate le mani. Ok. Va bene. Lui, un applauso a lui, ragazzi, facciamo un altro applauso. Sarà tutta così, chiamiamo applausi, bravo. Cosa a sto punto? Cosa? Medicina, bravo, ok. Bravo. Ok. È una decisione difficilissima sapere cosa fare nella vita, che si fa alla vostra età spesso, 18-25 anni, è difficilissima, non esiste una risposta giusta, così come non esiste una risposta sbagliata. L'importante secondo me è pensarci e poi buttarsi e fare quello che si vuole. Loro sono 7 ragazzi che stanno frequentando l'ITS. Dobbiamo parlare dell'ITS, come ha detto benissimo Guido, non facciamo discorsoni, facciamo parlare loro e facciamoci raccontare cosa fanno, come la loro giornata tipo e come hanno capito cosa volevano fare nella vita. Dopo, se volete, fate domande, abbiamo il microfono, il primo che fa la domanda si becca l'applauso perché rompe il ghiaccio e dopo avremo anche un incontro nel metaverso. Se volete esserci, scaricate l'app Metaverse ITS Tour sul cellulare. Io inizierei con... Facciamo un altro applauso ai ragazzi, dai. Così, tutti applausi, vai. Rompono il ghiaccio. Io inizierei con Gonzalo. Gonzalo, tu cosa fai banalmente? Allora, io mi chiamo Gonzalo Leguizamon, sono uno studente al secondo anno dell'ITS ICT di Torino, in Piemonte, e io studio digital marketing. Mi sto preparando per quello che sarà il mio percorso di stage all'interno della scuola. E per ora va tutto bene, è tutto fantastico, è un mondo di sfide lì fuori, la creatività fa tanto e niente, per ora ci stiamo preparando a quello che sarà un futuro nel mondo del lavoro. Come ti è venuto in mente di fare digital marketing e non medicina? Allora, io sono sempre stato appassionato della tecnologia e anche della comunicazione. Ho avuto questa possibilità grazie alla mia ragazza, che era una studentessa dell'ITS anche lei, e vedere quanto lavoro pratico abbiamo all'interno della nostra scuola, quante possibilità di mettere le mani in pasta alle cose ed effettivamente testarle. Per me è stata una grande opportunità, diciamo che mi ha cambiato proprio la vita, anche perché vengo comunque anche io da un percorso universitario, ho fatto lingue, è stato fondamentale per quello che è comunque un approccio più pratico forse alla teoria, a quello che si studia tutti i giorni. Qual è la cosa più figa che stai facendo, che stai studiando? Prototipazione di interfacce. Cioè? Noi prototipiamo le interfacce di applicazioni, siti web, è una parte della grafica, riguarda anche l'user experience, quindi facciamo ricerca,
studiamo i modelli, facciamo dei test, facciamo dei prototipi, dei cosiddetti mock-up, li animiamo. Successivamente poi ci rivolgiamo a quelli che sono gli sviluppatori se l'idea è buona e sviluppiamo l'applicativo o il sito web. Figo. Quanti di voi vorrebbero fare una cosa del genere? Alzate le mani. Oh, sempre no, un altro, ok. Grazie Gonzalo. Applauso. Vedo un camice. Sì, sono in tenuta in quanto partecipo a uno stand della mia scuola di Bergamo. Anzitutto piacere, sono Giorgio, faccio parte dell'ITS Nuove Tecnologie della Vita di Bergamo, settore informatica biomedicale 4.0. Bisogna rendere tutto bello pesante. Io mi posso specializzare come tecnico informatico, quindi nella produzione e sviluppo di software, ma anche impianti di reti, di telecomunicazioni, analisi di dati, big data, ma anche poi nella parte manutentiva, quindi tecnico, manutentivo in ambito biomedicale, nell'ospedale o nelle aziende. Philips, Samsung, sicuramente le conoscerete. Com'è la tua giornata tipo? Mi sveglio, faccio un po' di sport, si va a scuola a fare le 8 ore 9-17 classiche, si torna a casa, si studia e si riprende la giornata. Una giornata non impegnativa, non troppo, non vi preoccupate ragazzi, bella, attività di laboratorio, attività pratiche ci sono, quando l'ITS si basa anche su attività pratiche, accompagnate ovviamente dalla teoria. Ok, e il tuo sogno qual è, diciamo, l'obiettivo massimo nei prossimi 5 anni, non nei prossimi 20? Raggiungere il punto più alto a cui posso arrivare dalla carriera. Direttore tecnico in qualche azienda, in qualche ospedale. Assolutamente. Pensa in grande, bravo. Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo Pontigia, faccio parte dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova come corso ITS e Ship Manager. Attualmente frequento la prima annualità, ho appena terminato gli studi e sono prossimo allo stage in un'azienda, in un cantiere di Malta. Come ti è venuto in mente di esplorare il mondo della marina mercantile? Beh, allora, io ne derivo da un percorso nautico, sempre di Genova, però dopo un percorso universitario, facendo un esame di coscienza personale, ho capito che preferivo più un approccio pratico, un po' meno studioso, un po' meno astratto. Ecco, volevo vedere sul campo le cose, come si faceva, com'è il mondo del lavoro e avvicinarmi ancora di più al mondo navale. E adesso è più pratico nel senso che cosa fai? Adesso di pratico noi andiamo, ad esempio, facciamo dei corsi di saldatura, andiamo nei cantieri, vediamo proprio sul campo come è fatto la nave, gli yacht, super yacht, vediamo come si gestisce la costruzione e l'organizzazione anche delle risorse umane, quindi quante persone servono, chi deve fare cosa e dove deve essere. Ok, e il tuo sogno, diciamo, obiettivo massimo qual è adesso? Il mio sogno attuale è quello di diventare superintendent, quindi un supervisore di bordo che effettua controlli strutturali e che si assicura che ogni impianto sia idoneo e sicuro per la navigazione. È difficile arrivare lì, diventare quello? Ci sono tanti che vogliono quel posto? Beh, di certo non sono l'unico a volerlo, quindi ci sarà della strada da fare, ma ce la farà. Ma ce la si fa. Ce la farà. Ragazzi. Buongiorno Simone. a tutti. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti, sono Simone Sarcinelli, ho 23 anni e studio all'ITS Turismo di Lecce, corso Digital Marketing e Hospitality Manager. Mi occupo di consulenza aziendale dopo appena 6 mesi dal primo anno, adesso sto frequentando il secondo anno, e mi occupo di controllo di gestione, quindi tutto ciò che concerne l'amministrazione sui costi, specialmente il taglio, e poi sull'efficienzazione delle risorse. Perché ho scelto l'ITS? Sì.
L'ITS, io derivo da un percorso accademico, ho studiato economia. Dopo economia la mia passione è sempre stato il viaggiare, è sempre stata appunto il viaggiare, conoscere nuove culture. Quindi ho detto tra me e me, cosa potrei mai fare senza essere remunerato, senza essere pagato. Quindi ho visto un percorso tramite i siti web e mi sono interfacciato con l'ITS. Dopo appena 6 mesi derivo appunto da un percorso accademico, però ho già trovato lavoro, sono consulente di 4 strutture turistico-ricettive, oltre in ambito nazionale, ovvero regionale, per la Puglia ci stiamo espandendo, stiamo cercando nuove risorse e speriamo che andrà tutto bene. Ma scusa, tu... Grazie. Applauso. Grazie. Ormai li fate da soli, neanche li chiamo. Scusa, tu avevi fatto economia, quindi ti eri proprio laureato anche Sì, in no, io economia? sto Com'è? finendo. Io Ok. ancora prima di finire, perché io derivo la mia famiglia è una società di abbigliamento, io mi sono sempre occupato di amministrazione fin quando ero piccolino. Appena sono nato, dopo appena 2 giorni ero già in azienda. Cioè, qualcosa di assurdo. Poi tra la famiglia, tra appunto i dettami dalla mia famiglia, mio padre, mia madre, i vari miei zii, mi hanno concentrato sull'amministrazione e quindi poi siamo arrivati qui all'ITS. E qual è la differenza, tu che le hai fatte entrambe, tra l'università e l'ITS? Allora, l'università ti permette di avere conoscenze teoriche, Ok. invece l'ITS dà competenze, che è diverso, competenze pratiche, ovvero adesso il mondo del lavoro è focalizzato a competenze, ragazzi, non a conoscenze, perché possiamo avere tante conoscenze, ma il datore di lavoro cerca la competenza, cerca proprio il saper fare, il fare, non appunto il solo sapere. Mi fai un esempio che ti è capitato a te personalmente? Tipo, Per esempio, si è accorto che sapevo fare questa Per esempio cosa. adesso stiamo trattando imputazione dei costi, ok? So che a molti di voi mi dispiace, cerco di fare un esempio molto semplice. All'università si studia tutta l'imputazione in ambito industriale, costo primo, costo economico tecnico, invece in ambito proprio dell'ITS, invece quello che sta accadendo adesso, io devo cercare di tagliare i costi in maniera tale che io possa effettuare quel revenue, quel profitto che servirà per gli altri direttori, ovvero il direttore commerciale, che all'università non è possibile, perché ti insegna solo quell'aspetto lì, ma non ti insegna proprio l'ambito pratico, non te lo insegna proprio, perché conosci tantissime robe, però non conosci proprio il meccanismo di far ciò, proprio che serve proprio una persona che ti segua, che ti aiuti a fare questo, Chiaro. cosa che ho avuto con il professore che poi è diventato il mio direttore attualmente. Ah, ok. Cioè, quindi totalmente diverso. E invece per quanto riguarda, appunto come vi dicevo, se siete incerti su quello che dovete fare nella vita, però volete un'occupazione, almeno il mio ITS è il 98% di placement, cioè il 98 persone su 100 si diploma. Oltre che di diplomarsi, si occupa già, quindi in 2 anni siete già sicuri che entrerete nel mondo del lavoro. Perché scegliere un'università? Ovviamente non voglio fare una differenza, però aprirvi gli orizzonti. Ok? Grazie a tutti. Ciao a tutti, io sono Maria e frequento qui a Verona il corso di ITS di Fashion Product Manager. È un corso che forma a 360 gradi appunto nell'ambito moda, quindi si tratta del marketing, anche un po' di economia, sempre in ambito moda, però si fanno tantissimi laboratori, modellistica, CAD 3D, Clo 3D, poi si fa anche in 2D, si fa la prototipia e si studia anche l'organigramma di un'azienda e quindi la struttura di un'azienda ed ogni figura professionale che ruolo ha all'interno di un team, all'interno di un'azienda. Che cosa fai tu? Cioè, che cosa disegni abiti anche? Già? Sì, disegniamo anche abiti, facciamo sia il disegno come figurino e sia il disegno tecnico, che quindi è un disegno piatto di un abito, invece il figurino è il disegno che viene fatto con anche la modella, quindi la persona sotto. Ecco. Che tipo di abiti? Allora, a me piacciono tantissimo gli abiti da sposa, però i nostri professori ci lasciano la libertà
di decidere in tutti i tanti progetti che facciamo, ci danno la libertà di decidere lo stile e che tipo di abiti disegnare. Ok, da sposa. Quindi il tuo sogno qual è? Diventare una, non so, stilista di abiti da sposa? Non stilista, ma prototipista, perché mi piace mettere le mani in pasta, mi piacerebbe proprio fare gli abiti da sposa. Ecco. Figo. Ragazzi, allora. A quanti piacerebbe lavorare nel mondo della moda? O a quante? Ok, da qualche mano. 10%, dai, 10%. No, ti volevo chiedere come sei venuta a conoscenza del mondo ETS, perché magari a 18 anni, 17 anni, quanti avevi? Allora, io ho fatto il liceo linguistico, quando ho finito diciamo che ero un po' persa e mi sono iscritta all'università, ho fatto il primo anno di scienze politiche, quindi diritti umani in realtà. Perché? Perché scienze politiche? Perché sempre stato, era scienze politiche e diritti umani, mi è sempre stato molto a cuore appunto tutto questo tema. Però ho capito che non era la mia strada, perché al posto di studiare tiravo fuori la macchina da cucire e mi mettevo a cucire. Quindi ho deciso di cambiare e in realtà è stato mio papà che guardando su internet ha trovato questo annuncio e quindi ho detto vabbè, mi inoltro in questo mondo e sono contentissima, non tornerei indietro. Bello, bravo. Forse non sto parlando dei vostri casi, magari anche nella generazione un po' più vecchia, come anche la mia, c'era un po' il mito dell'avere il figlio laureato, no? Cioè, magari i genitori mettevano un po' di giuste aspettative, legittime aspettative per avere la laurea in famiglia, eccetera. Qualcuno di voi ha mai sentito quella pressione di doversi laureare? Alzate la mano. Poche pressioni, sì, un 10-15% di quella pressione, che secondo me non ci sta, cioè la laurea è un investimento che fai se ti piace fondamentalmente, se non ti piace fai altro. Ma lì sta tu. Ciao a tutti, sono Zane Valentina e frequento il secondo anno dell'ITS Meccatronico Veneto e innovazione dei processi e prodotti industriali, e ho scelto di fare l'ITS perché dopo le superiori ho cominciato a studiare per fare il test universitario e mi sono resa conto che non era quello che avrei voluto fare, appunto perché l'università, sì, ci sono dei laboratori, però non così mirati come l'ITS. L'ITS fa in modo che quello che viene studiato venga poi applicato in laboratorio, in questo caso da noi in officina. E infatti per questo ogni settimana abbiamo 4 ore di team working, che è praticamente una sorta di microazienda formata da 6-7 studenti e all'interno ognuno ha proprio un ruolo preciso, quindi c'è il direttore commerciale, il direttore meccanico, elettronico e così via. Impari come funziona un'azienda praticamente. Esatto, quindi noi per 2 anni abbiamo un budget preciso e dobbiamo appunto sviluppare da zero un progetto che poi appunto verrà creato. Questo progetto può essere, nel mio caso abbiamo una macchina che dobbiamo trasformare da macchina motore a macchina elettrica. Wow. Oppure può essere un puliscispiaggia, un qualsiasi altra cosa di meccanico fatto. A che punto è il progetto? È un po', la macchina è un progetto un po' complicato, abbastanza complicato, sì. Anche perché poi ci sono tutta una serie di cose meccaniche che devono stare all'interno di un certo range. A te cosa piacerebbe fare in un'azienda, diciamo? Allora, io adesso col mio stage sono progettista meccanica di una multinazionale e spero di diventare project manager, però anche la progettista non mi dispiace, perché mi piace disegnare e poi vedere quello che ho disegnato all'interno della macchina, del prodotto finito. Oltretutto quest'anno sono andata 2 mesi in Erasmus, sempre con la mia azienda, e sono stata 2 mesi in Danimarca, sempre nella stessa azienda in cui sto facendo tirocinio. Quindi è bello anche vedere all'interno della stessa azienda come in 2 paesi diversi si svolgano i diversi ruoli, o comunque sia completamente diverso l'ambiente che c'è. Com'è in Danimarca rispetto all'Italia? Qual è la differenza maggiore che hai trovato? È molto diverso. Sicuramente lì sono più tranquilli nel loro lavoro. Tranquilli. Meno pressione, diciamo così, però comunque
lavorano molto. Meno pressione, però un sacco di ore di lavoro, sì. C'è una persona a cui tu ti ispiri, che ti ha ispirato anche in questa scelta? Allora, mi è sempre piaciuta l'ambito meccanico, grazie a mio papà, perché è sempre, non c'entra molto, però è maestro d'ascia. E quindi maestro d'ascia, Scusa, cioè costruisce le barche in legno, cioè, non le gondole, bello. però costruisce barche in legno. Quindi sono sempre stata fin da piccola all'interno di cantieri, officine, eccetera, e quindi... Figo. Porterai avanti l'azienda di famiglia, magari? Non l'azienda, però sì, questo ambito che mi interessa, sì. Grazie. Grazie. Ragazzi, poi preparatevi qualche domanda se vi va, curiosità, sfruttateli per i vostri bisogni, per capire cose vostre. Ciao, piacere a tutti, sono Marcello, vengo da ITS Academy Turismo Veneto e al momento partecipo al corso a Bardolino sul Lago di Garda per quanto riguarda la parte di hospitality management, quindi tutta la gestione del processo di ospitalità a 360 gradi. E, quindi non è soltanto hotel, ma poi una volta che si frequenta il corso si scopre che si spazia fino ad arrivare all'enogastronomia, turismo sostenibile, di sostenibilità paesaggistica ma anche sociale, che è un grosso problema di oggi. E devo dire che sono molto soddisfatto fino ad ora del percorso e anche di tutte le possibilità che mi sono state date fino adesso. Che cosa stai facendo proprio in concreto tu durante la tua giornata? Allora, la mia giornata tipo è arrivare a scuola e iniziare tutta la parte di studio, poi in base alla parte, diciamo, in base alla materia, al modulo che si sta affrontando, ci sono diversi approcci. Quello principale è quello di iniziare a far lavorare in gruppo, che nel mio settore, quello dell'ospitalità, è fondamentale. E devo dire che non sono mai stato un grande fan di questi lavori di gruppo, però adesso iniziano a piacermi proprio perché il professore, che non è un professore ma è proprio un professionista del settore, ti convince a lavorare in questo gruppo che comunque accetta le tue idee e riesci proprio a sviluppare delle capacità che non sapevi di avere. E poi? E poi si torna a casa. La parte di studio è molto meno presente, diciamo, rispetto a un percorso accademico, proprio perché si fa molto in classe e vengono valutate le capacità che si hanno di interagire, di proporre idee di valore. Però ovviamente sì, c'è la parte di studio a casa per le materie un po' più teoriche, come può essere la parte linguistica e tutte queste materie qui, diciamo. Chiaro, quindi si studia meno sui libri, però si studia Esatto, in altri modi. Tu stai facendo stage? Allora, io quest'estate ho fatto stage al Lido di Jesolo in un hotel 4 stelle e a differenza di altri percorsi accademici, ITS dà la possibilità di fare uno stage molto lungo. Sono 400 ore all'anno che in settimane sarebbero 8 settimane. E poi c'è la possibilità poi di essere assunti se è, diciamo, validi. E io ho avuto questa possibilità e sono stato assunto per la prima volta, diciamo, a un mese, poi mi è stato rinnovato il contratto, quindi ancora c'è stata grande fiducia da parte dell'impresa. Chiaro. E il tuo sogno, diciamo, cosa vorresti fare tu E allora, prima di entrare in ITS era quello di diventare direttore d'albergo, poi scoprendo vari ambiti, al momento mi piace molto l'interazione con l'ospite, quindi non la voglio perdere, e tutta la parte che segue la soddisfazione dell'ospite anche dopo il soggiorno, quindi tutta la parte di customer care e sì, appunto, tutta questa parte qui. Ammazza, avete le idee chiare, ragazzi. Grazie, bravi, complimenti. Complimenti. Io parlando anche con loro nei giorni scorsi sono rimasto colpito proprio dalle loro idee chiare. Poi magari uno decide che è una strada, poi ne prende un'altra, eccetera, fa parte della vita, però già avere le idee così chiare su quello che si vuole fare, non che si deve fare a questa età, è invidiabile. Domande, ragazzi, avete domande? Alzate la mano, chi ha una domanda. Il primo che fa la domanda si becca l'applauso, quindi di solito... Quello che ha alzato la mano prima, un altro applauso al ragazzo che ha alzato la mano e portiamo il microfono. Grazie anzitutto che hai spezzato il ghiaccio. Devo alzarmi o posso rimanere seduto? Ma io direi di alzarti, dai. Vai. Volevo chiedere quanto costa.
Bella domanda, no, ottima domanda, ottima domanda. Preparatevi in quell'ala là, così vi vendicate dell'altra ala, fate una gara. Ragazzi, quanto costa? Quanto dovete pagare? Magari uno di voi può rispondere. Simone, Anche vai, Simone. le spese fisse, intendevo anche. L'iscrizione è totalmente gratuita. Inoltre, per quanto riguarda anche le borse di studio, sono simili a quelle delle università. Quindi nessun problema, l'iscrizione è gratuita, vieni vincolato come se tu fossi all'università. Tutto qui. Chiaro? Ok. Bravo, bella domanda, ottima domanda invece. Da questo lato avete altre domande per replicare? Non vedo domande, non vedo mani alzate. Io... Di là? Aspettate, non la vedo. C'è una domanda di là? Ancora no. Io intanto una domanda ce l'ho. Scusa Francesco, faccio solo una precisazione sulla retta. Sì. C'è sì un'iscrizione, c'è diciamo, annualmente sono 500 euro, che a differenza di tante università mi sembra un prezzo accessibile. Poi però ovviamente in base all'ISE, in base a tutto il reddito familiare, del nucleo familiare, si può arrivare anche ad avere il rimborso totale di tutte le spese, quindi non credo sia... Era la mia preoccupazione principale, però diciamo che lo Stato ci supporta. Perfetto. Io intanto avevo una domanda. Qualcuno di voi si sente di dare un consiglio a un ragazzo di 18 anni che sta là in quella fase, si prepara all'estate in cui dice ok, cosa faccio, dove mi iscrivo, come faccio a capire cosa voglio? No, ci siete passati tutti, quell'estate di merda, diciamo, in cui uno sta là a pensare. A piacere, freestyle, se ce l'avete. Come l'avete risolta voi? Io l'ho capito facendo il test per l'università, penso che da quello che ho capito la maggior parte di noi l'ha capito quando era proprio in procinto di iscriversi. Io sono andata a vedere gli appartamenti qui a Vicenza per fare ingegneria biomedica, sono andata a vedere appartamenti, l'università eccetera, e poi alla fine mancava una settimana alla chiusura delle iscrizioni e ho cambiato totalmente idea così all'ultimo, quindi sì, per me è stato così. Puoi seguire l'istinto un pochino anche. Sì, esatto. Beh, io ve l'ho già detto, io in realtà l'ho capito sbagliando indirizzo, perché finite le superiori non sapevo cosa fare. Sono andata un mese in Africa, sono tornata, ho detto faccio diritti umani. E invece poi non era quella giusta, quindi ho preso coraggio, perché ci vuole anche coraggio per cambiare, per ammettere di aver sbagliato, e ho deciso di seguire una passione che ho sempre avuto, e quindi diciamo che potete anche sbagliare, avete tempo. Per esempio, Vera Wang, che è una delle mie ispirazioni, lei ha cominciato facendo la pattinatrice, poi ha mollato il pattinaggio, ha deciso di andare in un magazine e a 40 anni ha mollato tutto e ha cominciato a fare la stilista, adesso è uno dei brand di abiti da sposa più importanti al mondo, quindi mi insegna che non è mai tardi, non è mai troppo tardi per cambiare, per inseguire i vostri sogni, le vostre passioni. Figo, bello. Per quanto riguarda, prima stavamo parlando per la questione dei rimborsi e quant'altro, l'ITS è finanziato da Regione, mi scusate se intromento a riguardo, quindi per le rette dipende dalla Regione se siano gratuite o meno. Quindi almeno dal mio punto di vista, cioè almeno dalla Puglia, la Puglia... Grazie. La Puglia finanzia tutto, quindi venite in Puglia. Venite in Puglia, fate... South Working. Ma per quello che vi posso dire riguardo alle scelte da prendere, esperienza, è tutta esperienza. Io all'inizio non sapevo se fare ingegneria navale, ingegneria nautica, alla fine l'ho buttata lì ingegneria nautica, così se va bene ok, se non va bene... avevo già la pulce nell'orecchio dell'ITS, non è uscita così a caso per nulla. Quindi l'unico consiglio che vi posso dare è provate, esperienza.
Ok, buttatevi. Voi se avete qualche consiglio appunto su cosa seguire, no? Il talento, la passione, la convenienza, cioè, quelle decisioni si prendono su tanti fattori. Voi anche Gonzalo. Sì, certo, sicuramente magari il proprio percorso di studio vi potrà magari meglio indirizzare a un corso piuttosto che un altro, ma per esperienza personale, ad esempio nel nostro corso, noi abbiamo ragazzi da linguistici, classici, scientifici, quindi vi posso assicurare che qualsiasi sia la scuola superiore da cui provenite, si parte dall'ABC e tutti quanti sarete allo stesso livello come chiunque. Quindi tranquilli su questo punto di vista. Ottimo. Volete aggiungere altro, ragazzi? Se ce l'avete in canna, se no no. Gonzalo, un applauso a Gonzalo, ragazzi, che iniziamo. Ma aggiungere sicuramente no, perché sono arrivato ultimo, quindi mi avete rubato tutte le frasi. Confermo sicuramente quello che hanno detto i miei colleghi. Come si dice, si impara facendo nella vita, quindi bisogna fare. Datevi da fare, sbagliate, crescete tramite i vostri sbagli. Non è facile capire che cosa si vuole fare un domani, di sicuro è più facile capire che cosa non si vuole fare, quindi puntate a questo. E piccola parentesi, anche Torino è totalmente finanziato, quindi venite a Torino se volete, cioè nel senso vi aspettiamo anche noi. Assessore del Piemonte è contento. Niente, Ok. siete giovani, avete tutta la vita davanti, anche io ho tutta la vita davanti ancora comunque, quindi provate, sbagliate, crescete, rialzatevi e provate ancora. No, tienilo. La cosa interessante che hai detto tu, sì, abbiamo la cosa interessante che hai detto tu è i vostri sbagli, cioè il tuo sbaglio, quello che tu decidi di fare perché stai inseguendo un tuo sogno, non lo sbaglio di qualcun altro che magari ti sta pressando per fare una scelta. Quindi finché lo sbaglio è tuo, alla grande. No, anzi, se posso aggiungere, non fatevi tirare troppo dalle aspettative che pensate che gli altri hanno su di voi. Questa è una cosa che io ho imparato sulla mia pelle, anche io ho vissuto la pressione della laurea. Mio padre purtroppo non ne ha una, eppure è diventato un superintendent. Infatti lui è la mia ispirazione. Sì. È una persona molto pratica, si è sempre dato da fare. Sì, non vivete sulle aspettative che le persone hanno di voi. Se non volete fare una cosa, non fatela, perché tanto la farete male. Quindi piuttosto, tra virgolette, no, perdete tempo ancora nel cercare di capire che cosa volete fare bene nella vita, perché poi comunque è una sola, quindi mettiamola così. Figo. Abbiamo una domanda là. Salve. Mi avete detto che c'è una domanda. Ok, funziona? Un applauso al ragazzo e poi il signore. Un applauso al ragazzo. La mia domanda principale era se avete mai pensato al posto di lavorare per un'azienda, quindi andare in una determinata azienda, lavorare, scalare il ruolo pian piano, piuttosto di partire con una vostra azienda da zero e partire proprio da quello e riuscire ad arrivare poi all'obiettivo che magari puntevate voi. Se ci avevate mai pensato, oppure preferite semplicemente lavorare per qualcun altro. Ci penso tutti i giorni, tutto il giorno. Lavorare per qualcuno non è facile, nel senso magari non è sempre la prima prospettiva, no, che uno si crea in testa. Le competenze che ci vengono date ci danno tantissimi strumenti. L'impegno e la voglia di fare sicuramente è una buona risposta al voler fare della propria carriera, no? Diciamo qualcosa di personale, diventare un freelance, ecco, no? In un certo senso. Nel mio ambito ce ne sono tanti di freelance, non è facile se non si è molto dotati o comunque un genio del mestiere, del campo, del settore. Una cosa che forse ti consiglio è non dare per scontato che è più facile avere una carriera dove ti gestisci tutto da solo. Molte volte l'esperienza aziendale ti forma, è fondamentale. Ce ne sono tante di start-up comunque dove l'ambiente è un po' più tranquillo, no? Dove si è un po' di meno, magari c'è meno stress,
se è un ambiente più dinamico. Le realtà mutano comunque. Non escludete però il formarvi all'interno di un'azienda prima di intraprendere una carriera da soli, perché poi le botte sono tante, sono toste, quindi almeno avere un bagaglio dietro forse aiuta tanto. Non so se voi... Confermo, sì, confermo anch'io. Provate nella vita, ragazzi, come ha detto anche Gonzalo, un primo momento andate in un'azienda, sicuramente non è una cosa negativa, capite come funziona il mondo del lavoro, non è sicuramente facile, poi fra 5-10 anni, se nel settore in cui state lavorando c'è la possibilità di mettervi in proprio, ben venga, assolutamente. Niente. Oltre ad essere soggettivo, oltre ad essere un consulente, sono anche datore di lavoro. Ho 7 dipendenti sotto di me presso una struttura di confezione e di abbigliamento. Produciamo accessori e appunto offriamo lavoro a tutto ciò che concerne il mondo della filiera industriale tessile. Quindi da quando, vabbè, ognuno ha la sua visione, però da quando ho raggiunto la maggiore età ho avuto già la visione di sia sperimentare essere datore che appunto essere freelance. Cosa è più difficile? Alzarsi la mattina. Perché 24 ore non stop. Fai 12 da datore di lavoro e 12 da freelance. 24 ore non stop è terribile. Quindi... Però, come diceva Gonzalo, mai fermarsi, mai continuare sempre per i propri obiettivi. La vita è solo una, quindi andate. Ok. Abbiamo un'altra domanda di là, un applauso al signore perché sennò facciamo solo al primo e il secondo e il terzo, no? Ragazzi, una cosa velocissima, se riuscite a dirci quali sono la cosa più utile e la cosa più divertente che vi ha regalato questa esperienza. Grazie. Vai. Utile il problem solving, la capacità di più che altro risolvere i problemi che arrivano strada facendo, soprattutto nel mondo del turismo, perché gli ospiti e non clienti appunto hanno tantissime esigenze. Invece per quanto riguarda la cosa più divertente, forse il teamwork, proprio il lavorare, perché fa sempre bene conoscere sia l'altro e soprattutto te stesso. E questa cosa è divertente perché appunto ci permette di capire quello che sarà il team building nel futuro, ovvero parlo dal punto di vista delle imprese. Ok. Maria, ce l'hai? Per me la cosa sia la più utile che la più divertente le ho trovate facendo lo stage che ho finito 2 settimane fa. Ho fatto lo stage da Atelieme, che è uno dei brand numeri 1 in Italia per abiti da sposa e da cerimonia. E la cosa più utile per me è stata capire veramente quello che voglio fare. Adesso sono sicurissima di quello che voglio fare, e anche capire come funziona il mondo del lavoro, come funziona un'azienda. E la cosa più divertente per me è stata anche per me il teamwork, perché nascono delle idee e anche delle relazioni con le altre persone che fanno crescere personalmente, ma anche proprio il brand e l'azienda in cui si è dentro. Vai, un altro veloce così facciamo un'altra domanda forse. Vai. Ah, ok. Sì, penso che sì, per tutti la cosa più divertente sia il team working, perché diciamo è una lezione un po' più magari soft delle altre, non c'è nulla da studiare, da stare sui libri, possono uscire anche diverse idee, quindi è proprio la diversità sia tra noi, tra individui, che tra le lezioni, che la rende proprio divertente. Che poi è una delle qualità più importanti sul mondo del lavoro, è lavorare in gruppo. Cioè, sì, esatto. E probabilmente il team working è anche sì la cosa più utile, perché proprio si capisce, sempre nel mio caso all'interno di un'azienda, come funziona il tutto. Qualcuno di voi ha mai avuto problemi all'inizio con il team working, a lavorare in gruppo? Che dite? Sì, tu? Cosa ti è successo?
Il microfono a Gonzalo. Non è facile lavorare in gruppo in generale, questo è vero. Infatti sia l'aspetto più utile, sia secondo me anche l'aspetto più divertente. Impari a conoscere sicuramente gli altri, ma forse soprattutto impari a conoscere te stesso e come ti rapporti con gli altri. Non è stato facile, però diciamo che ce la fai. Dopo un po'. Qual era la difficoltà iniziale maggiore? Non so, Purtroppo, riprendere i feedback sai, negativi. quando si possono avere idee contrastanti, certo. quando magari nel team hai 2 o più elementi che hanno tanta energia. Purtroppo il teamwork fa tanto. Allora, noi abbiamo un percorso che è teamwork e leadership. Ok. Quindi nel nostro modulo formativo ci dividono in gruppi, lavoriamo in gruppi, ma uno di quei gruppi, delle persone di quei gruppi è il project manager. Ok. Quindi effettivamente sta lì, bacchetta la gente, dice cosa deve fare, cosa no, ovviamente tutto nel rispetto degli altri. Però è difficile gestire un team di 5-6 persone che magari hanno teste diverse, esperienze diverse, età diverse, background diversi. Siamo molto diversificati, il che è una cosa buona perché appunto le idee che escono fuori sono da paura di tutti i tipi. Non è facile, non è facile, però sicuramente ripaga tanto. Grazie. Abbiamo un'altra domanda da quella ragazza a cui fate un applauso. Non lo so. Allora, la mia domanda era che tipi di settore l'ITS offre nella regione Veneto? Ok, questa è difficile, non so se voi la sapete. C'è qualcuno, si stanno passando il microfono a vicenda perché ovviamente no, scherzo. Allora, io vi so dire per il settore moda, per la Fashion Academy dell'ITS Cosmo, offre tantissimi corsi tra il Veneto e la Lombardia, sono più di 20. Ci sono tante sedi, in Lombardia sono quasi tutti i corsi a Milano, in Veneto invece ce ne sono a Padova, a Vicenza, a Verona. E poi abbiamo l'assessore Elena Donazzano che ci può rispondere direttamente. Allora, intanto sono tutte le aree strategiche, Made in Italy, che ha poi la meccatronica, la moda, l'agroindustria. Il turismo, come l'avete visto, che ha declinazioni di montagna, del lago, del Garda, Jesolo. Ci sono gli ITS della logistica, dove abbiamo a Verona la parte di intermodalità e quindi la grande distribuzione o il passaggio gomma-treno, e quella di Venezia, che ha invece la parte dove formiamo addirittura i capitreno, e voi proprio chi li guida, i macchinisti, e la parte della logistica tra acqua e terra. Ci sono tutte le aree strategiche, c'è l'ICT, mi ricorda giustamente Guido Torrielli, che è l'ultimo nato tra le fondazioni. Sono tutte fondazioni, hanno declinazioni su tutti i territori, però trovate tutto sul portale ITS Veneto. Perfetto. Un applauso all'assessore anche. Allora, io direi che possiamo congedare i ragazzi che tra l'altro saranno qua, quindi se avete altre curiosità, domande gliele potete fare, non è pagamento. E facciamo un applauso a questi ragazzi e in bocca al lupo a voi ragazzi per quello che volete fare nella vita. Grazie ragazzi. Adesso salgono, grazie. Salgono intanto sul palco. Se adesso abbiamo ascoltato gli studenti dell'ITS, parleremo con degli ex studenti dell'ITS, cioè con degli alunni che hanno fatto l'ITS negli anni passati e ci racconteranno un pochino cosa fanno adesso, che lavoro fanno, come gli è stato utile, eccetera. Prego, possono già venire sul palco. Sì, sì, ok. E prima però ci sarà un intervento, ci farà una bella chiacchierata Raffaella Capriolio, presidente di Umana, che invito a salire sul palco, ragazzi. Grazie Raffaella. Buongiorno, mi sto qui, piedi, buongiorno a tutti.
Allora, cosa possiamo dire a questi ragazzi sulla loro Beh, scelta di innanzitutto vita? io ringrazio l'ingegner presidente Guido Torrielli per questo invito e voglio dire che mi sento al posto giusto perché Umana ha creduto negli ITS. Arriva il nostro ministro. Facciamo... È arrivato il ministro. Dicevo che Umana ha creduto negli ITS da 12 anni, da quando sono nati, quindi non è che sia una iniziativa oggi che l'ITS è così conosciuto e quindi questo è molto importante. Ma voglio dire che prima da quello che diceva, in questo caso lo chiamo l'amico Guido, che tutti dovremmo evangelizzare, noi evangelizziamo continuamente, perché poi di fatto noi ci occupiamo di incrociare domanda e offerta di lavoro, ma i ragazzi degli ITS il lavoro lo trovano subito, ma non Qual è il basta tasso? Il questo. 98% o qualcosa del genere di Vabbè, occupazione? siamo attorno all'87 87, mi sembra, ok. dipende, nei Certo. primi 6 mesi, ma insomma io un ragazzo di ITS che non lavora devo ancora vederlo, ma la cosa importante è che questi ragazzi comunque devono possibilmente andare nelle aziende che sono le più adatte alle loro aspettative e all'interesse delle aziende. Noi crediamo moltissimo nell'alto apprendistato, che è una forma straordinaria per fare un'attività per stare più a lungo nel mondo del lavoro mentre si frequenta l'ITS. Molti ITS con noi aderiamo a 35 fondazioni ITS, quindi è qualche cosa di concreto in tutta Italia. E devo dire che l'alto apprendistato è veramente qualcosa di straordinario perché i ragazzi portano in azienda la loro esperienza teorica e riportano a scuola l'esperienza pratica che hanno fatto in azienda. Tutti sono molto contenti di questo e anche per le aziende vuol dire investire, visto che si dice che non si trovano le persone, al di là della risposta immediata che noi possiamo dare, c'è anche un investimento di 2 anni di fatto in questi ragazzi. E noi in azienda continuiamo a ritenere l'esperienza ITS veramente un'esperienza straordinaria. Che consiglio dà a questi ragazzi che stanno cercando di capire cosa vogliono fare nella vita? Guardi, io non amo particolarmente che mi vengano dati e dare consigli, però posso dire solo di seguire la loro indole, ciò che piace, sicuramente di non farsi condizionare dalle scelte, ma di pensare al lavoro, ma non solo, anche veramente quando si fa ciò che piace è tutta un'altra cosa nel lavoro, quindi indole, non aspettative altrui e comunque anche un po' di razionalità che evidentemente serve, ma se uno segue questo poi il lavoro lo trova. Perfetto. Ci sono domande dal pubblico, sempre domande egoistiche su questo. Io intanto volevo chiedere quali sono, se ci sono dei dati di ITS più desiderati, dove ci sono più iscrizioni o le aree in cui c'è più domanda. No, non risponderò a questa domanda perché l'ITS dipende. Tutti gli ITS danno delle risposte a bisogni diversi. Certamente è inutile nascondere, ci sono ITS particolarmente organizzati, che sono in continuo movimento, crescono, altri ancora un po' meno, però la voglia di fare ITS nasce proprio sapendo quali sono i risultati che un ITS può dare ai ragazzi e alle imprese, perché non dimentichiamo che i destinatari di queste opportunità alla fine sono le imprese che possono avvalersi di questa esperienza che mi sembra stia diventando qualcosa di estremamente concreto. Grazie mille Raffaella, grazie. Allora, diciamo, prima avevamo gli studenti, adesso abbiamo gli ex studenti, i ragazzi che hanno frequentato l'ITS e che stanno lavorando. E quindi facciamo un applauso anche a loro, più forte ancora, dai, siamo qui. Io inizierei con te che sei più vicino a me, ti chiederei che ITS hai fatto e cosa fai adesso nella vita? Buongiorno a tutti, io sono Mattia, vengo come Marcello che mi ha preceduto, ITS Turismo Academy Veneto, però dal ramo della ristorazione possiamo dire, se lui era più nell'hotellerie. Il mio master che ho terminato nel 2019 oggi si chiama Food and Wine Hospitality, l'ho frequentato nella sede di Bardolino sul lago di Garda, però adesso si trova a Valeggio che è ancora un po' più centrale e più comodo per tutti. E dopo ITS ho iniziato a lavorare e adesso lavoro tantissimo, quasi troppo. Che lavoro fai?
e ho un marchio di ristorazione. Ah. Siamo specializzati nel servizio del prodotto poke. Poke. Siamo la catena più grande. Vabbè, diciamo come si chiama, nel dai, veronese. facciamo come si chiama. Si chiama Poke Garden. Qualcuno la conosce? Qualcuno mangia Poke Garden? Abbiamo anche aperto un punto vendita a settembre a 1 chilometro da qua, quindi per la pausa pranzo. No, adesso siamo a 4 punti vendita, siamo in 20 in azienda, entro marzo diventeremo in 24 e contiamo di essere circa 30 e 6/7 punti vendita per il giugno dell'anno prossimo. E Quindi tu hai dipendenti, 30 dipendenti? siamo in 18 adesso, 18. 20 tra un paio di settimane, e siamo partiti a giugno del 21 senza soldi, con un sacco di competenze però, e lì si è visto proprio il valore aggiunto di ITS. Il lavoro funziona si distingue tra chi sa fare le cose e chi dice di saperle fare, e noi abbiamo visto che nel concreto di tutti i giorni io mi ricordo un sacco di episodi che ho visto durante il percorso di formazione in ITS con i professionisti del settore, che mi anticipavano i problemi del lavoro, e sapere prima quali sono queste problematiche permette di organizzarsi per evitare che poi siano davvero degli intoppi nel lavoro quotidiano. Qual è stato il problema principale che hai avuto appena ti sei affacciato sul mondo del lavoro che insomma, ti ha un po'... Allora, prendo anche spunto dall'ospite di poco fa, della presidente di Umana. La risorsa umana è il più grande valore per l'azienda, e se mal gestita e mal valorizzata è anche il problema più grande, soprattutto nella ristorazione che adesso soffre questa carenza di personale. Noi siamo fieri di dire che siamo pieni di richieste, abbiamo uno staff che ha pochissimo turnover, c'è una felicità e un valore umano importante in azienda, e stiamo vedendo tutti i giorni che ritorno dà anche a livello economico e a livello poi di immagine aziendale. Quindi spingere per le persone, dargli valore, e il futuro è lì. Grazie, complimenti. Nome della catena, ripetiamo il nome della catena. Cosa? Poke Garden. Poke Garden, ok. Momento pubblicità. Ciao. Buongiorno, io sono Chiara e sono un'ex studentessa dell'ITS Cosmo di Padova, e ho frequentato il percorso legato alla maglieria, che è uno dei vari percorsi che l'ITS Cosmo offre, e quindi sono specializzata proprio in questo prodotto nell'ambito moda, e ho terminato il percorso a luglio di quest'anno e sono attualmente impiegata in un'azienda nel Vicentino che si occupa di progettare e produrre capi di maglieria per marchi di lusso a livello internazionale. Tu hai finito l'ITS, hai iniziato a lavorare mentre già studiavi? Praticamente sì, nel senso che l'azienda dove ho svolto l'ultimo stage formativo, curricolare in realtà, quindi stavo già lavorando per loro, nel mentre mi ha fatto una proposta di lavoro, mi ha chiesto se dopo il diploma sarei stata disposta a tornare da loro a tempo indeterminato, e io ho accettato, e quindi subito dopo il diploma ho cominciato a lavorare full time. Complimenti anche a te. Grazie. È stata è stata un'esperienza talmente positiva, sia per me all'interno dell'azienda che per l'azienda con me, che davvero è stato molto naturale. Ecco, ho semplicemente proseguito a fare quello che un po' già stavo facendo. Insomma, davvero mi ritengo molto fortunata e sono davvero soddisfatta del percorso che sto facendo in questo momento. Grazie Chiara. Ecco. Buongiorno a tutti, io sono Denise, sono una diplomata dell'ITS Rizzoli di Milano e ho frequentato dal 2016 al 2018 il corso ITS Omnichannel Communication Specialist, che è il corso storico con cui è nato l'ITS Rizzoli, dedicato al mondo della grafica. Attualmente lavoro per l'orientamento di ITS Rizzoli, quindi sono un po' tornata a casa da un annetto, però sono anche una libera professionista, quindi oltre a lavorare per l'ITS Rizzoli ho il mio giro di clienti per lavori in ambito grafica, comunicazione e illustrazione digitale, che è anche un po' la mia passione. Ma dai, c'è un side project, c'è un progetto a parte, tu lavori anche come freelance? Esatto, okay. Sì, ho proprio aperto la partita IVA.
grafica. Ok, cosa fai? Che lavori ti chiedono di fare le aziende? Allora, gli ultimi lavori a cui mi sto occupando anche da un paio di anni, per esempio, sono lo sto facendo anche con, ad esempio, università, sono la realizzazione di un mazzo sulle emozioni, dove io mi sono praticamente occupata dell'impaginazione di ciascuna carta e di rappresentare queste emozioni con un disegno. E un altro lavoro interessante che sto portando avanti da un paio di anni è la realizzazione di una collana di libri di cucina, dove praticamente sono anche collegati da un filo conduttore, che sono i protagonisti di questi libri di cucina, perché è fatto come se fosse una storia, e io mi occupo sia dell'impaginazione di questi libri di cucina che della realizzazione proprio dei disegni, delle copertine e dei vari elementi che appaiono all'interno di questi libri. E questo quando ti è venuta l'ispirazione per fare questo, comunque per dire voglio fare questo? A 18 anni o più col tempo? Allora, ho un passato un po' complicato, nel senso che la prima superiore l'ho fatta all'alberghiero, perché non avevo idea di cosa fare una volta finita la terza media. Ho detto, vabbè dai, so scaldare il latte, so cucinare le uova, andiamo all'alberghiero. Brava! Peccato che non so cucinare. Infatti poi ho cambiato e in seconda, senza perdere l'anno, sono andata in una scuola di grafica e comunicazione, perché in prima superiore ho scoperto la passione per il disegno manga, e quindi sono andata in questa scuola e lì ho scoperto proprio la passione per la grafica, che ho portato avanti poi con gli anni. Poi, vabbè, alla fine delle superiori non sapevo proprio che cosa fare, perché non conoscevo l'ITS, le opzioni erano o vai a lavorare o vai in università, ma per me l'università non faceva proprio nel mio caso, perché sono una persona molto pratica. Ciò che studio lo devo mettere subito in pratica, perché sennò me lo dimentico. E quindi ho vagato proprio per un anno, sono stata letteralmente in camera mia un anno intero a mandare i curriculum, ma nessuna azienda mi chiamava. Senza fare né università né altro? Esatto, ho fatto qualche lavoretto, sempre anche come un po' illustratrice, grafica, però in sostanza praticamente niente. Certo. E io già partivo molto timida. Ti viene la depressione? Non la depressione, però ti viene un No, in po' di realtà tristezza. sì, praticamente sì, perché stare chiusi in camera propria veramente fa tanto, soprattutto a livello personale. Poi per fortuna, grazie a un passaparola, sono venuta a conoscenza degli ITS, soprattutto del corso sulla grafica dell'ITS Rizzoli, e lì poi è cambiata. Infatti ciò che mi è rimasto nel cuore del mio corso è soprattutto le soft skill, il fatto che mi ha aiutato a cambiare, ad aprirmi di più. Grazie. Preparate qualche domanda poi per gli altri ragazzi. Io prima di continuare con gli altri ragazzi vorrei chiamare sul palco Guido Torrielli ed Elena Donazzano, visto che è arrivato il ministro dell'istruzione, per fare dei saluti anche istituzionali. Grazie Elena, grazie Guido. Allora diamo un gran benvenuto al nostro ministro dell'istruzione e del merito. Grazie Ministro Valditara, perché lei ha scelto di venire a questo bellissimo momento. Io veramente è solo un benvenuto, il mio, anche a nome dei colleghi delle regioni che sono qui presenti. C'è il collega della Puglia, della Lombardia, del Piemonte. Noi siamo molto fieri di farle vedere quello che gli ITS, che hanno avuto tra Ministero dell'Istruzione, il mondo delle regioni e il mondo dell'industria italiana, la convinzione che fosse il giusto percorso, la realizzazione sono queste creature meravigliose e quelle che prima noi abbiamo ascoltato e che stanno facendo questo percorso. Questo è un evento che abbiamo costruito Regione del Veneto con la rete degli ITS, quindi con Guido Torrielli, ma non l'abbiamo fatto ITS Veneto, abbiamo fatto ITS perché è un sistema nazionale che vogliamo proiettato nel mondo, e qui a Giobbe Orienta, nella Fiera di Verona, il tema degli ITS è sempre stato protagonista. Quindi grazie di aver scelto questo momento per stare con noi in una giornata e in una settimana che certamente è molto intensa, avendo voi appena approvato la legge di bilancio. Grazie signor Ministro di essere qui con noi oggi.
Per me è veramente un onore poter dire che il sistema ITS Italia è qui oggi presente al completo. Sì, certo. Non ci sarebbero questi ragazzi se non ci fossero le imprese, non ci sarebbero questi ragazzi se non ci foste voi, del Ministero, della scuola. Prima non ho salutato la dottoressa Palumbo, ma ci tenevo particolarmente perché è rappresentativa della scuola. Ci terrei anche a ringraziare tutta l'organizzazione dell'associazione, perché io non sarei qua se non ci fossero i miei colleghi. Tengo a precisare che non vorrei aver dimenticato qualcuno nei saluti, se l'ho fatto mi dispiace, ma vi ringrazio tutti e sono convinto che un altro anno, grazie a lei, Ministro, noi saremo qui per consacrare ed evangelizzare il nostro prodotto come un prodotto importante e fondamentale per lo sviluppo di questo nostro Paese, al quale io credo particolarmente, come penso crediamo tutti. Quindi noi ci rendiamo disponibili a collaborare, perché non è semplice. Noi come presidenti tutti i giorni rischiamo qualcosa, ma lo rischiamo sapendo che facciamo un qualcosa di bene al nostro Paese. Quindi grazie Ministro per quello che lei vorrà dire. Ho già sentito parlare lei sugli ITS, quindi la invito su questo palco insieme a Elena Donazan a dire quello che lei pensa, non sugli ITS ma in generale, perché a me farebbe molto piacere sentire dalle sue parole qualcosa. Poi la invito a sentire ancora, se avrà tempo, il finale di questo percorso nella sua prima parte, perché ci sono ancora interessanti momenti di vita vissuta al nostro interno. Grazie Ministro, grazie a tutti. Grazie. Allora, grazie di avermi invitato a questo importante evento. Mi fa molto piacere essere qui con voi, con tutti voi. Credo che sia innanzitutto importante sottolineare perché questo governo ha voluto parlare di Ministero dell'Istruzione e del Merito. Perché merito? Allora cerchiamo di dare subito qualche informazione concreta, perché noi vogliamo mettere al centro la persona dello studente, una scuola che abbia al centro lo studente, il suo futuro, la sua formazione, la sua costruzione come persona. E vogliamo mettere al centro anche la figura, la persona del docente, di tutti gli operatori della scuola, dirigenti scolastici, personale tecnico, ma vogliamo innanzitutto ridare autorevolezza ai docenti. E allora sono orgoglioso di aver risolto un tema che si trascinava da troppo tempo, il tema del contratto, e in condizioni economiche, quelle in cui versa il nostro Paese, molto difficili. Pensate che abbiamo dovuto mettere 21 miliardi di euro per contrastare il caro delle bollette. Soldi che ovviamente saranno a favore anche delle famiglie oltre che delle imprese. 21 miliardi è tanta roba. Ma nonostante questo noi abbiamo voluto chiudere un contratto che è il più importante contratto probabilmente degli ultimi decenni, che farà avere a regime 124 euro al mese in più ai docenti e al personale della scuola. In media 1.200.000 persone. Un contratto che è stato chiuso anticipatamente, stralciando la parte appunto retributiva proprio per far avere più di 2.000 euro in busta paga di arretrati già a Natale a 1.200.000 persone e non come era previsto a luglio del 2023. Anche questi sono segnali concreti. Ma poi il tema del merito è un tema strettamente collegato al tema dei talenti. Io vi cito alcuni dati che credo siano assolutamente drammatici. Il cosiddetto ascensore sociale ha funzionato perfettamente in Italia dagli anni 50 alla metà degli anni 70.
Credo che sia noto a tutti cos'è l'ascensore sociale. La capacità del sistema scolastico di far sì che un ragazzo che nasce in una famiglia modesta possa ascendere socialmente, possa diventare più benestante, di avere uno status diverso. Questo ascensore sociale si è bloccato. Si è bloccato e pensate che nel 2022 siamo tornati ai livelli del 2000. Questo significa avere una società classista, una società irrigidita, una società che non promuove la prosperità e il benessere dei nostri ragazzi, il successo formativo e il successo lavorativo dei nostri ragazzi. C'è un altro dato che va messo in correlazione. Pensate che 1.200.000 posti di lavoro, 1.200.000 posti di lavoro vanno disattesi perché le imprese non trovano qualifiche adeguate. Il 46% delle richieste di manodopera delle imprese va disatteso perché non trovano qualifiche adeguate. E allora ecco la grande sfida. La grande sfida del merito, che significa valorizzare i talenti, non ghettizzare. Qualcuno polemicamente ha cercato di far passare l'idea che il merito vorrebbe creare diseguaglianze e al contrario, nella mia visione di merito, noi dobbiamo far emergere i talenti di ciascuno. Dobbiamo individuare le abilità pratiche, teoriche, che ciascuno dei ragazzi, che ciascuno di noi ha, che ciascuno degli studenti in particolare, nel caso di specie ha, per consentire a loro di valorizzarsi, l'arte socratica della maieutica, tirar fuori ciò che di meglio c'è in noi. E allora mi piace citare questo esempio, che qualcuno di voi forse già conosce. Quando io ero un ragazzino ero molto bravo in matematica, in latino, in greco, in queste materie qua. C'era invece un mio amico che veniva sempre bocciato in queste materie. Però era un ragazzo che da un copertone di un camion tirava fuori degli oggetti meravigliosi. Io credo che la sua intelligenza fosse superiore alla mia, perché la sua intelligenza era un'intelligenza creativa, costruiva cose nuove, bellissime, ma non aveva una scuola che lo valorizzasse. Non aveva una scuola che gli garantisse un futuro. E continuava ad insistere in una scuola che fra l'altro non era nemmeno dimensionata per le sue esigenze. Io per esempio ritengo che gli STEM, le materie STEM, quindi le materie scientifiche, siano fondamentali, ma certamente il loro insegnamento va adeguato, va personalizzato anche a seconda della personalità, delle propensioni degli studenti. Quel ragazzo, per esempio, avrebbe avuto una straordinaria dimestichezza con la geometria e allora sarebbe stato bello che gli si insegnasse la matematica partendo da quei lavori su quei copertoni. L'idea dei talenti, l'idea della personalizzazione dell'educazione, l'idea di un insegnante tutor che non sia gerarchicamente sovrordinato. Io sono contro la gerarchia nella scuola, ma sono a favore di una collaborazione in team dove ci siano insegnanti tutor che siano particolarmente formati e anche giustamente pagati, particolarmente formati in psicologia, in pedagogia, nelle loro discipline, che insieme con i docenti della classe, in un team, in una grande collaborazione, si prendano cura di quei ragazzi che hanno più difficoltà, di quei ragazzi che hanno necessità di essere recuperati, ma anche si prendano cura di quei ragazzi che hanno delle abilità particolari e che magari in classe si annoiano perché hanno bisogno di accelerare. Ecco, la personalizzazione è fondamentale, vuol dire prendersi cura della persona, valorizzare la persona, far uscire ciò che di bello ogni persona, ogni essere umano ha. E allora noi dobbiamo agire innanzitutto sull'orientamento. Bene, Job Orienta. Io manderò una lettera a tutte le famiglie, a tutti i genitori dei ragazzi di scuola media, perché è lì che si fa la scelta strategica.
per il futuro del proprio figlio. E manderò una lettera, grazie ai dati che stiamo raccogliendo, ringrazio anche l'Ufficio Studi di Confindustria che ci sta passando molti dati, per far capire in quella regione quali sono le potenzialità di occupazione, quali sono anche le prospettive di occupabilità, quali sono anche le prospettive di retribuzione nei vari settori del mondo del lavoro. Perché un genitore abbia finalmente l'informazione concreta e sappia per esempio che in quella regione c'è bisogno di un numero importante di ottici, invento a caso, o di cuochi o di camerieri o di altre professioni che danno in tot tempo un'occupazione al proprio figlio. La consapevolezza della scelta e anche l'insegnante che divenga il consigliere delle famiglie da questo punto di vista, facendo conoscere sempre di più quelle che sono le abilità e le propensioni, le possibilità di successo del proprio figlio. E voglio affrontare anche il tema dei NEET, un tema su cui c'è stata molta polemica, una polemica del tutto ingiustificata. Io dico e ribadisco che quando in Italia vengo a sapere che ci sono 360.000 ragazzi, anzi persino di più, che percepiscono il reddito di cittadinanza fra i 18 e i 29 anni, ma alcuni di questi non hanno assolto l'obbligo scolastico, certo non è colpa loro, è colpa di famiglie che non li hanno mandati a scuola. Ma noi dobbiamo dire: io ti pago il reddito di cittadinanza, ma tu devi completare l'obbligo scolastico, perché altrimenti sarai un fallito, perché altrimenti non avrai un futuro nella vita. Un ragazzo che ha solo la scuola elementare, ma dove volete che vada? Se noi non abbiamo il coraggio di incoraggiare questi ragazzi a prendersi in mano il loro futuro, a formarsi, e anche per quei ragazzi diciottenni, diciannovenni che hanno un diploma, ma che non cercano un lavoro, che non vanno all'università, che non si formano, noi Ministero, d'intesa con le regioni, siamo pronti a mettere dei soldi per far partire dei corsi formativi. Ma dobbiamo dire a questi ragazzi: prendi in mano il tuo futuro, non stare a galleggiare alle spese dei tuoi genitori, perché altrimenti arriverai a 30 anni e non avrai nulla nella vita. Questo significa odiare questi ragazzi o vuol dire amarli? Vuol dire prendersi cura di loro, vuol dire responsabilizzarli, perché attraverso lo studio e attraverso la formazione che ci si costruisce il futuro. E allora noi dobbiamo essere molto attenti se vogliamo veramente quel modello di scuola amica. Io credo nello Stato amico, io credo nel fisco amico, ma credo anche nella scuola amica, che stia vicino ai giovani, che li responsabilizzi, che li faccia crescere. E da questo punto di vista è evidente allora, e veniamo al dunque, che noi all'interno di questa grande alleanza, vedete, grande alleanza, quel contratto è stato chiuso anche con l'accordo con tutti i sindacati. Uno dei primi atti è stato quello di chiudere accordi importanti con le regioni, con l'ANCI, con l'UPI, l'Associazione dei Comuni, l'Associazione delle Province, per venire incontro ai loro problemi concreti. Grande alleanza, famiglie, studenti, docenti, parti sociali, associazioni di categoria. Grande alleanza perché la scuola è il futuro del nostro paese, oltre che il futuro dei nostri figli. E allora in questa grande alleanza è evidente che un ruolo fondamentale ha la ristrutturazione della filiera tecnico-professionale, un ruolo fondamentale hanno gli ITS, e ben venga la riforma del 2022 che ora dobbiamo implementare. Mi fa piacere, qua ci sono alcuni rappresentanti regionali, che dopo anche qui mesi di traccheggiamento non si sapeva quale criterio utilizzare per attribuire questi 500 milioni di euro sui laboratori ITS. Noi 2 settimane fa, all'unanimità delle regioni, abbiamo fatto pervenire 500 milioni di euro previsti dal PNRR per i laboratori negli ITS. Anche questa è una misura molto concreta. Beh, gli ITS sono fondamentali. Pensate che l'80% dei ragazzi nell'arco di un anno trova subito lavoro e il 90% trova lavoro nella qualifica che ha seguito nel suo percorso formativo.
Ma allora noi dobbiamo creare una filiera che consenta a questi ITS di funzionare. Una filiera unitaria che vada dalla formazione professionale all'istruzione tecnica e infine alla istruzione tecnico superiore. Un canale di serie A, l'istruzione tecnico professionale deve essere un canale di serie A, non più un canale di serie B, di risulta. Perché queste abilità, le esperienze che io ho sentito qua sono eccellenti, questa è l'eccellenza. E non può dunque essere un canale trascurato, dobbiamo investire in laboratori, dobbiamo investire anche nel collegamento col mondo dell'impresa, come si è fatto con gli ITS. Per esempio, noi dobbiamo per specifici profili prendere, cioè consentire alle scuole di prendere professionalità dal mondo dell'impresa. E allora investire sempre più risorse nell'edilizia. Anche qui stiamo studiando un piano importante perché l'edilizia scolastica è fondamentale. Nelle infrastrutture abbiamo dato nella manovra anche più soldi, fra l'altro, per l'edilizia scolastica, più soldi anche per il fondo di funzionamento delle scuole, più soldi anche per la disabilità, un altro tema molto importante, venire incontro ai ragazzi disabili, perché possono essere tutti partecipi di questa grande costruzione del nostro futuro. E allora in questo contesto io non posso che dire che noi abbiamo una straordinaria occasione. Per parte mia ce la metterò tutta per trovare le soluzioni più efficaci per fare della nostra scuola una scuola veramente di avanguardia. E voglio fra l'altro anche che la nostra scuola sia uno straordinario strumento di solidarietà. Qui partiamo dai professionali, dall'istruzione tecnica, dagli ITS. Io ho lanciato la diplomazia della scuola. Noi dobbiamo portare la nostra formazione anche in altri continenti. Penso per esempio al continente africano, che è strategico per il nostro paese, che è strategico per l'Europa. Dobbiamo avviare delle partnership, abbiamo delle scuole di eccellenza, abbiamo dei docenti di eccellenza. Dobbiamo avviare delle partnership di solidarietà per creare là delle classi dirigenti, per creare là lavoro, per consentire anche alle nostre imprese di avere là dei punti di riferimento per cui è facile investire. Grande alleanza, dicevo, grande alleanza, centralità della scuola. E mi piace concludere con una citazione da romanista preciso, professore di diritto romano, perché se fossi a Roma qualcuno direbbe no, ma io, per carità, Verona, Roma, Lazio, no. C'è uno storico, Svetonio, e ci ricorda come più grande imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, amasse in particolare due categorie professionali, i medici e gli insegnanti. E Ottaviano Augusto apriva le frontiere, chiamava immigrati fra medici e insegnanti in particolare, perché era consapevole che dalla scuola, dagli insegnanti, la sua Roma sarebbe diventata una grande Roma, una grande società, un grande impero. Allora noi dobbiamo capire che gli insegnanti sono il futuro di un paese. Gli insegnanti sono il futuro della nostra società. La scuola è centrale, è il problema, l'argomento più importante di tutti gli argomenti che la politica può toccare. Questa è la grande sfida. Grazie per lo splendido lavoro, grazie a voi ragazzi, grazie a tutti voi. Grazie, grazie. E grazie al Ministro. Grazie al Ministro Valditara. Grazie ancora ad Elena Donazzano e Guido Torrielli. Allora ragazzi, continuiamo, abbiamo ancora qualche minuto, continuiamo con le presentazioni di queste eccellenze ragazzi. Devo dire Ciao. che è un po' difficile riprendere. Adesso è dopo un difficile discorso del riprendere, dopo genere. Svetonio. Esatto. Esattamente. Buongiorno a tutti, io sono Margherita Talipi, ho frequentato ITS Nuove Tecnologie per la Vita a Bergamo.
Sì. e mi occupo di convalida farmaceutica, che in realtà penso che nessuno sappia cosa sia in quest'aula. Io sono una specialista di convalida, cioè mi occupo di seguire la progettazione, costruzione, messa in opera, collaudo e quindi poi presentazione come prodotto finito di tutti gli impianti farmaceutici. Quindi ho modo di collaborare con tantissime case farmaceutiche, big pharma, come possono essere Pfizer, AstraZeneca, Ipsa, e quindi ho modo di seguire sia il lato progettuale che poi la messa in opera meccanica e procedurale degli impianti in cantiere, per cui sono sempre in trasferta, ho sempre a che fare con i clienti e diciamo che è richiesta una grande capacità di adattamento sia agli spostamenti che ai clienti vari, che non sempre è facile. Lo facciamo come in classe, ragazzi. Come ti è venuto in mente di esplorare questo campo? Allora, sin da quando ero piccola mi è sempre piaciuta l'idea di fare qualcosa nel campo della scienza, quindi ero fissata con CSI Miami ai tempi, ogni volta mi mettevo a guardarlo in televisione. CSI Miami, che era un programma che andava molto da più piccina io. E per cui già dopo le medie ho fatto alle superiori biotecnologie ambientali e sanitarie con l'idea di procedere con medicina, quindi avevo già prefissato in realtà tutto un percorso nella mia testa. Poi, arrivato il momento in cui dovevo effettivamente fare l'esame di ammissione, non ho studiato. Perché avevo 3 lavori, uno di famiglia, ho 2 pizzerie di famiglia, quindi da quando ho 6 anni lavoro da loro, e poi il bar e poi un altro lavoro che avevo aggiunto, e nonostante ciò sono quasi passata. Ero in lista di attesa. Però mi sono resa conto che non era quello che volevo, perché non volevo altri 10 anni sui libri per poi iniziare a 30 anni e passa a lavorare. Volevo qualcosa di pratico, volevo qualcosa che fosse simile alla pizzeria, però che fosse più scientifico sul tecnico, che era quello che avevo sempre desiderato. Quindi conoscevo già ITS, perché alle superiori avevo avuto modo di assistere a diversi corsi di orientamento, tra cui quelli di ITS, e quindi mi sono detta, cerchiamo e vediamo quale percorso si adatta di più a quello che è la mia esigenza personale. C'è il corso di biotecnologia ovviamente, però ai tempi era appena nato un nuovo corso che era quello di impianti chimico-farmaceutici. I moduli dentro le lezioni erano molto interessanti e stimolanti, per cui ho detto, proviamo, mal che vada, faccio qualcos'altro nella vita, perché a 20 anni puoi sicuramente provare tutto quello che ti passa per la testa. Poi frequentando ho capito che era letteralmente quello che volevo fare, perché oltre ai moduli professionalizzanti con gli esperti del settore c'erano anche moduli con gli universitari, quindi professori del Politecnico di Torino, Politecnico di Milano e diversi altri enti universitari. E questo ci ha dato la possibilità di approfondire sempre di più le nostre conoscenze tecniche e legislative, perché il mio lavoro si incentra soprattutto sul rispetto delle normative farmaceutiche. E quindi è questo il motivo per cui ho scelto quello che ho fatto. Qual è secondo te, ecco, visto che ne abbiamo parlato sempre bene, proviamo a ragionare su altro, qual è una delle aree su cui gli ITS possono ancora migliorare, hanno margini per migliorare, secondo la tua esperienza? Ok, secondo la mia esperienza personale l'ITS purtroppo non è ancora riconosciuto, non solo dalle persone ma anche dall'Italia. Nel senso che purtroppo non essendo conosciuto viene spesso sminuito e non viene riconosciuto poi quello che viene dato tecnicamente ai singoli ragazzi. Io sono un esempio, però penso che tutte le persone qui, studenti di ora, ex studenti, siano l'esempio lampante di questa cosa. Molte volte mi capita di sapere cose che persone laureate in triennale, magistrale, specialistiche non sanno, ma perché quello che ci viene insegnato è specifico del settore ed è specifico del lavoro che noi poi svolgeremo. Ok, quindi un po' più di... Applauso, fate applauso. Un po' più di pubblicità e di comunicazione ancora, ok. Vedo una divisa, bellissima tra l'altro, una divisa stupenda. Marina, cos'è? Esatto, Marina Mercantile. Mi chiamo Beatrice, ho 24 anni e sono un ufficiale di navigazione, guido navi passeggeri. Ho frequentato l'Accademia della Marina Mercantile a Genova. Per me questo ITS non è stata una seconda scelta. Provengo da un percorso nautico, sempre a Genova. La mia scelta all'inizio è stata spinta dal fatto che Genova è
ai tempi in cui mi sono trovata a scegliere, a fare questa scelta della scuola, era molto lanciata ed è molto lanciata nel campo marittimo, quindi ho voluto intraprendere questa strada che mi ha sempre interessato e appassionato. Hai avuto qualche figura che ti ha ispirato su questo? Sicuramente anche in casa mio papà ha lavorato nel campo marittimo, quindi ero già improntata a questo. Quindi dopo il percorso all'Istituto Nautico mi sono iscritta all'Accademia. L'Accademia ha fatto sì che il rapporto con l'azienda, con l'attuale compagnia di navigazione con cui ho navigato e con cui navigo, si instaurasse e si rafforzasse al punto tale che quando ho finito l'accademia è trascorso solo il tempo tecnico burocratico per iniziare a lavorare, a continuare a fare quello che avevo già iniziato durante l'accademia. Ma non solo, perché ha fatto sì che con le competenze che ho acquisito sia nel periodo accademico che si scambia poi con il periodo che bisogna fare a bordo delle navi, ho potuto, ora la mia compagnia di navigazione ha voluto che partecipassi alla creazione di un dipartimento sempre all'interno dell'azienda, di monitoraggio della nostra flotta e gestione della crisi. Appunto cercavano una figura come la mia che avesse sia competenze così teoriche in scienze della navigazione e nella lingua inglese, ma anche che avesse acquisito competenze sul campo stando a bordo della nave. Domanda da ignorante, com'è la vita a bordo? Qual è la giornata tipo a bordo? Sicuramente è stata particolare anche il fatto che, soprattutto ora un po' di più, però agli inizi mi vedevano donna e a bordo c'è ancora siamo ancora in minoranza. Quanto siete? Il 10%? No. Sì, ora è un po' cresciuta la percentuale, però comunque siamo lì e quindi sicuramente mi sono dovuta affermare più che un mio collega maschio, perché è naturale, non vai in un ambiente in cui non si è abituati a vedere una donna, quindi anche la professione è prettamente maschile. La cosa più bella e la cosa più brutta, vai. La cosa più bella è che ho potuto seguire la mia passione e mi ha dato grandi soddisfazioni, ma anche e soprattutto a livello della carriera ho potuto sia sperimentare l'esperienza a bordo, ma ora sto anche risperimentando l'esperienza in ufficio, in azienda. La cosa più brutta è stato sicuramente, ci sono stati dei momenti duri, lontani da casa, per inseguire questo sogno. Questa era una delle difficoltà a cui bisognava passare. E il tuo adesso sogno, adesso che hai realizzato già questo sogno, adesso qual è il tuo nuovo sogno? Cosa vuoi fare tra 5 anni? Capitano? Sicuramente il mio sogno, avendo fatto tutto questo percorso nautica, accademia, è diventare comandante di una nave. Ok, sogniamo in grande, giustamente. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Angelica e vengo dall'ITS di Lecce e ho frequentato un corso di Hospitality Management and Digital Marketing. Ci sono pugliesi qui? Ci sono istituti pugliesi? No? Ok, vai. Okay, all'inizio Francesco ha chiesto un po' al pubblico quello che era cosa volete fare da grandi, no? Il vostro sogno. Ecco, questa domanda è stato il mio trauma per diverso tempo, perché mio papà me la ripeteva in continuazione e io spaziavo dalla reporter di guerra fino al postino, l'architetto, qualsiasi cosa. Poi ho iniziato l'università. Che cosa hai fatto all'università? Ho studiato in triennale mediazione linguistica e poi mi sono specializzata in interpretariato e traduzione. Tuttavia non ero ancora soddisfatta, perché chiaramente quello dell'interprete o del traduttore è un lavoro che ti porta a stare un po' dietro le quinte. A me invece piace il contatto umano
Un giorno ero in biblioteca a studiare per preparare i miei ultimi esami e esploravo così su internet e mi è uscito questo annuncio di un corso che era quello dell'ITS Puglia. Leggendo nel programma io ho detto bene, cioè, non è che ho detto, letteralmente mi sono uscite le lacrime dagli occhi perché dicevo io voglio sapere queste cose qui, voglio imparare questo. Quindi anche rispetto alla domanda che è stata posta prima circa i costi, diciamo che se, come ci ha detto il Ministro, il sistema deve investire nelle infrastrutture, nei laboratori, eccetera, noi dobbiamo anche un po' investire su noi stessi. Nella Regione Puglia l'ITS, come abbiamo già detto, come ha detto il mio collega Simone, è completamente gratuito, o meglio è finanziato tanto dal Ministero quanto dalla Regione. Però quello che noi ragazzi dobbiamo un po' fare è investire su noi stessi, quindi indipendentemente da quelli che siano i costi bisogna capire cosa ci guadagni. Io al momento, esattamente come Denise, sono sia una libera professionista che una dipendente, lavoro in una struttura 5 Stelle lusso della città di Lecce. Il segmento luxury è quello che mi ha sempre attratto. E al tempo stesso mi occupo della comunicazione e del marketing per mezzo partita IVA per altre strutture ricettive. Dunque, proprio in pieno, sfrutto tutte quelle che sono sicuramente le conoscenze che mi ha dato l'università anche a livello linguistico, ma soprattutto quelle che sono le competenze che mi sono state offerte dall'ITS. Il mio corso è Hospitality Management and Digital Marketing, quindi assolutamente. Quali sono, premesso che ognuno sceglie quello che vuole, le differenze che tu vedi tra i tuoi coetanei che hanno studiato invece all'università e tu che hai studiato all'ITS? Magari avrai colleghi che sono laureati, non so. Premesso che ci sono molti miei colleghi validi che frequentano l'università che ancora sono alla ricerca di lavoro. E, in secondo luogo, sicuramente l'università, ve l'ho raccontato, a loro l'ho raccontato qualche giorno fa. Quando io frequentavo l'università, sebbene il mio fosse un corso tecnico, nessuno mi ha mai detto quanto avrei potuto guadagnare come interprete o come traduttrice. Sono tutti approfondimenti che devi fare da te. L'ITS invece ti mette in mano gli strumenti, intanto per accedere immediatamente al mondo del lavoro. Io, grazie anche ad un contratto di apprendistato tramite ANPAL e l'azienda in cui lavoro e chiaramente ITS, già mentre studiavo ho potuto lavorare e guadagnare con un contratto che soprattutto al sud è un po' difficile, no? Magari si sentono queste storie. Io lavoro da quando ho 19 anni, sempre negli alberghi e quant'altro. Diciamo che da quando ho iniziato ITS sono stata certamente riconosciuta come professionista. Grazie. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Emiliano. Ho iniziato l'ITS nel 2011, quindi era il primo che in Veneto è nato, l'ITS meccatronico, quindi area diciamo automazione. Io ora lavoro in Carel, che è un'azienda che fa controlli elettronici per l'efficientamento energetico. Tanto per darvi due numeri, è un'azienda che ha 13 impianti produttivi, è in 75 paesi, quindi una multinazionale. Perché ho scelto l'ITS? All'epoca, dopo aver finito, aver conseguito il diploma di istruzione superiore, avevo anche il desiderio di iniziare l'università, però mi sembrava troppo impegnativa, anche perché non mi vergogno a dirlo, la mia famiglia non riusciva a supportarmi economicamente e quindi avrei dovuto anche scegliermi un lavoro part-time. Però capivo anche una cosa, che una persona intelligente, una persona intraprendente, per essere valorizzata, per differenziarsi dagli altri, ha anche bisogno di una formazione valida. E quindi un professore delle superiori mi ha offerto questa tipologia di formazione e io l'ho iniziata. Sono soddisfatto di quello che ho scelto, ringrazio anche l'ingegner Spanevello e il mio presidente dell'azienda dove sono, che è anche presidente dell'ITS meccatronico, Luigi Rossi Luciani.
perché hanno creduto in questa cosa. Perché lo dico? Perché l'ITS ti dà una formazione specializzata, specializzante, però una formazione anche on the job. E fa la differenza perché oggi, se andate per esempio sulla mia azienda, ci sono diverse candidature, ok? Ricerca di persone, ma in quasi tutte io noto che c'è 5 anni di esperienza, una serie di competenze molto specifiche. E quindi cosa succede? Che il diplomato fa fatica a entrare, il laureato forse riesce di più ad entrare, però poi deve essere valutato, deve prendersi la fiducia, no, dei propri responsabili. L'ITS cosa fa? Dice all'azienda, io entro, ti do la possibilità per 2 anni di valutare questo ragazzo, di investire nella sua formazione, dopo 2 anni puoi scegliere cosa fare col ragazzo. Beh, io sono entrato, il ruolo che ho ora, che è test engineer, non ce l'avrei mai avuto nella mia azienda se mi fossi fermato al diploma, e ho visto proprio che l'azienda ha investito su di me e aveva anche grandi aspettative. E dopo 2 anni ti aveva già pronto, diciamo, per essere... sì, infatti sono rimasto poi. Grazie, Emanuele. Avete domande, ragazzi? Come no? Allora io, ragazzi, vi ringrazierei e in bocca al lupo per quello che state facendo e che continuerete a fare. Grazie, grazie.